mannaggia puto, mi sfumato tutto coso, ma si scende! Ma ti hai visto a quello che mi ha tamponato, mi ha sfondato tutto? Oh no! Via! Mi sono casato! È bello! Allora andiamo a trovare la Nicola. Ma che cosa ha messo? Questo è tutto la quanto è bello l'Izeta! Ogni marcia viene su. Sto scemo, guarda dove sei infilato. Wow! Io già mi sono portato avanti, già ho scaricato, che bella macchina, già ho scaricato tutte e due le motine. Devo un attimo capire l'MSX come va, perché ho le gomme completamente distrutte. Stasera devo provare senza schienarmi ad impennare all'impiedi. Ci sto riuscendo piano piano. Il problema, raga, è sempre quello che l'embrake ancora non è collegato. Lo spazio è realmente piccolo, vado scomodissimo io all'impiedi, cioè sono grande. Però ce la stiamo facendo. Interessante. E anche con il freddo ci si allena sempre, ragazzi. Sbanda perché ho la gomma distrutta. È tutta storta, Devo sgonfiarla un po'. Qua il disco già si è fatto incandescente, porco giuro, lo posso toccare. 2000 years later. Molto meglio. Ci sto riuscendo, dai. Fa veramente freddo. Comunque sto affinando sempre meglio la mia tecnica di impennata all'impiedi. Parto già all'impiedi, raga. Bella sfrizionata quasi a fermo in prima. Mega botta e viene su. Vabbè, adesso mi sono casato, ecco perché non mi è riuscito. La musica sparata a palla. Ma chi è che rompe il c***o, porco d***o? Oh, abbaglia so. Ti puoi mettere tipo qua, capito? Tu oggi abbiamo preso un lato. No, ti puoi mettere in mezzo là, vicino al palo. E bisogna, secondo me, che la faccio riposare un po' l'MSX, si sta attaccando. I literally want to die. Infatti non ce la fa più l'altra. Sì, infatti la poso e prendo l'IZ. È arrivato il momento di prendere lei e iniziare a divertirsi. Certamente. Grazie. Grazie a voi, ragazzi. È fredda! Veramente? Non lo sapevo, guarda. La faccio girare un attimo che così si riscalda. Dopo ci possiamo fare. Grazie. Sono riuscito a accappare. Finalmente! Aspetta, faccio riscaldare un attimo la moto perché sennò si imbratta. Si è riscaldata. Quanto è bello l'Izeta! Ogni marcia viene su. Come cazzo faccio? Sta tutta imbrattata, carburata.
fortunato il bambino. Basta, vi fermo poco. Moments later. Godete. No, quelli sono belli così. Ogni tanto funziona, ogni tanto no. Ma tu metti piscini. Vedi tarana. Genius. Lui è più intelligente. Perché avete Arsini col casco, eh? Io sto già fatto. Madonna mia, ma quanto fumo fanno? Io voglio impennare. Va a fare la macchia nera a terra. Oh! Scemo, hai sfondato la macchina! Hai sfondato la macchina, scemo! Hai sfondato la macchina, scemo! Hai sfondato la macchina veramente? Hai fatto entrare questo qua di. E sei venuto troppo sotto, io non potevo spostare. Vabbè, ma un po' la griglia avanti, non è successo niente. Però sei entrato proprio tanto forte. Vieni, ho detto vabbè. Ma non pensavo vieni a colpirmi! Vieni che potevi venire ancora! Vabbè. Che mi dici, tutto a posto? Tutto a posto, sei venuto in macchina. Sei un motociclista da bar. Scrivete tutti nei commenti. Siete anche voi motociclisti da bar come lui? Che non la prendete la moto quando fa freddo? Sì, mi dispiace tantissimo. Vabbè, quindi sta venendo pure Antonio. Antonio viene a fare le curve qua col ginocchio a terra, attorno al palo. Valenti, ma lo scarico all'R1. Ma io manca poco, devo finire il progetto della scuola. Lo sapevamo tutti quanti? Sì. Buonasera. Grazie Valerio. Grazie a voi ragazzi. Possiamo fare una foto. Vai. Oh, sono arrivati. Buonasera, pure tu con l'I0, sai? Oh! Ragazzi, lui è un pazzo criminale, vedete? Con questo scarabeo fa le rapine. Fai le rapine tu. No, bravo. Bravo. Le partenze me le guardo in impennata io. E c'è più divertimento così, no ragazzi? Devo mettere l'handbrake, devo mettere. Però mi sta iniziando ad alzare in piedi. Però mi vengono i crampi nelle gambe. È troppo piccolo. Per tenere il piede sul freno, per frenarla, sto tutto rannicchiato. Infatti lo faccio vedere, va? Sto tutto rannicchiato. Ma è un po' più piccolo della Benelli. Vabbè no, pure la bene, la TNT è qua. Ha detto Luca, non lo andiamo a trovare a Licola, veniamo. Raga, vi aspetto. Lo freno qua? No, questo è scollegato. Allora di avvicinarmi con l'SH, dell'SH. Vabbè, ma ci stanno gli uni più forti, hai visto lì? Ma è il riscaldamento. Ah, era il riscaldamento. Mi sto divertendo un casino. Ah! È vero, ma ti devo censurare! Eccolo! Adesso lo possiamo inquadrare! Che cosa cambia? Niente! Vuoi fare un saluto a Raffaele? Raffaele, un bacione, la prossima volta fatti portare ai raduni, che fai a casa? Ho paura, mi devo guardare dietro mentre Ma che cosa ha messo questo dottoraccio? Ma che hai messo? L'SC? Senza parole. Ma va a fare è andata. Oh, pazzo lui. Fast as fuck.
È arrivato Anthony. Vado a prendere l'Izeta, dai. È imbrattata, porco. È imbrattata la candela. E mi diverto con l'MSX allora. Tranquillo. Certamente. Grazie. Grazie a voi. Gianni! Sei carico? Stai cambiando moto continuamente. No, si è imbrattato l'Izeta. Bravissimo. Oh. Ha giocato l'Izeta, si è imbrattato. Si è imposato la cannella. Perché quando andiamo piano, quelle perché andiamo piano. Che mostro, che grande. Sto scemo, guarda dove si è infilato. Senza casco, eccolo, guardalo come si incappotta. Fai schifo! Senza in break! Non ce l'ho! Solo col piede! Boh, no, perché l'ho alzata male! È difficile perché sono troppo alto! Vabbè, un problema basico per te. Sì! Sì! Ma tienilo buono, ma tienilo buono! Così! Vedi! Grazie! Wow! Wow, faceva un bel danno! Noi facciamo già. Vai! Ma tieniti bene che impegniamo! Hai paura comunque, si sente! Hai paura, io lo sento! Guardalo Pablo! Che pazzo! Mi dai il via? Sì! Aspetta come le scene di Fast and Furious! 3, 2, 1, via! Mi sono casato! È bello! Ma tu perché non ti metti la tuta? Facciamo un video pazzo qua in mezzo, ti metti a mettere il ginocchio a terra, spariamo troppo assai. Inizi a fare i cecchi a terra, però non so se l'asfalto è buono. Ma è troppo crediti la voi. Vale, vogliamo la moto. Certamente. Questo sai, Vale. No, c'ho pure l'Izeta. Però sembra attorno, non può partire. È la Candei. Massimo video quando uscirà, Vale. Penso domani. Ma ne sei già giovani, ma No, sembra attorno. Sta Oh, vado a pigliare 2 panini al Mac. Sali amore, andiamo a prendere i panini al Mac con stile. Cosa state guardando? Curiosoni voi, cosa state guardando? Ciao Francesco, buonasera. Allora, 3 cheeseburger senza cetrioli, grazie mille. Fra i 2 litiganti terzo code, no? Prego. Niente, mi voleva infilare. Volevo ammazzare, Francesco!